Mi fa piacere che, no, così, trovare nuovamente, come ogni lunedì, il sondazzo dopo la pausa, no? Dopo la pausa festiva, sì. Vabbè. Io ho pensato, cosa ho pensato di fare? Aspetta, fammi pensare che ho pensato, fammi ricordare che ho pensato di fare. Ho pensato di fare qualcosa che avesse a che vedere con il culo. Che cosa può avere a che vedere con il culo? La merda. Ma sai, la merda. Se ne è parlato tante volte, la merda. Che so, le emorroidi. Le supposte, c'è gente che ha bisogno di supposte, magari non lo sa, ma ne ha tanto bisogno, e allora io, insomma, penso che sia il caso di dare una mano, anzi una bella supposta a queste persone, no? Sì, vediamo se riusciamo a parlare seriamente con qualcuno di qualcosa che ti va su per il culo. Il numero introdotto non è corretto. Ho introdotto la supposta, veramente. Io avevo introdotto la supposta, vogliamo riprovare? Sì, no, dice che era il numero introdotto e sai, a volte proviamo lo stesso numero, vediamo se questa volta ce lo infiliamo bene, introduciamo bene, via, vediamo. Visto, questa volta l'ho introdotto bene. Vediamo un po' a chi si chiama. Domenico. Beh, si chiama Domenico, anche di lunedì, va bene, per carità di Dio. Vediamo se poi c'è, perché può anche non essere V. No. Beh, non importa. Domenico in fondo non ci interessava, diciamo la verità, non ci interessava, vero? Va bene, andiamo da Gianfelice, sì, bello Gianfelice però, Gianfelice, già la sua felicità nel nome, no? Pensa se invece è una persona infelicissima, se ha vissuto tutta la sua vita così disperata, no, Gianfelice. Sì. Pronto, buongiorno, sono Gianfelice? Sì. Ah, sì, bene, sono il dottor Sfinteri. Mi dica tutto. Ha capito chi sono, vero? Sì. Questa cosa lì, anzi mi dica lei. C'era qualcosa, perché mi sembrava lei mi avesse chiamato, o sbaglio? No, o meno, non ricordo quando. Non si ricorda? No, a questo punto no. Mi ricordo del suo nome, ma non mi ricordo qual era il motivo per cui l'ho chiamata, se l'ho chiamata. Se mi ha chiamato, perché qui ora non ero sicuro, effettivamente, che lei mi avesse chiamato. Comunque, già che ci siamo, parliamo della cosa, no? Come no? Mi dica, c'è qualcosa di nuovo oppure tutto come prima? No, secondo me non c'è nulla di nuovo, cioè non ci sono nuovi eventi, come potrei dire, nuovi accadimenti rispetto alla mia posizione. Sì? Non credo, insomma. La sua posizione è sempre la stessa, no? Sì, ecco. Sì, sempre la stessa. Cioè, quella è la posizione giusta, insomma. Cioè, lei pensa che... No. Cosa dice lei? No, Perché a volte le posizioni sono tante, no? Uno, secondo come si sposta, capisce, no? Sì, no, ma io direi che in questo momento perlomeno, tra l'altro mi becca in un momento che ho un raffreddore tremendo. Questo mi dispiace molto, non volevo disturbarla. Faccio persino fatica a parlare. Questo mi dispiace, se vuole la chiamo un'altra volta. Ma perché sono i mali di stagione, no? Lo so, ma non è niente di grave, spero. No. Meno male. Ecco, quindi mi può fare un piccolo riassunto della sua posizione in questo momento, proprio in 2 parole? Ma riferita... No, ma guardi che io non sono ancora riuscito ad entrare in sintonia con lei, la sintonia è importante, mai sbagliare sintonia, se no uno va a sentire altre cose. No, volevo dire, appunto, lei... io non ne voglio parlare tanto per telefono perché magari è meglio parlarne direttamente, di persona. Però, ecco, mi fa un riassunto ha detto, la sua posizione è sempre la stessa, no? Sì. Mi vuol ricordare un attimo la sua posizione? Ma agli effetti di che cosa? Agli effetti di quello che sa lei. Che sappiamo, insomma...
guardi che lei e io stiamo giocando al gatto col topo. sì. Bisogna vedere chi è il gatto e chi è il topo. Questo è difficile stabilirlo. No, di per lì sembra che sia io il gatto, ma mi sa che sia lei. No, Perché mi so. stia facendo fare la parte del topo, eh? No, sinceramente io Quindi insomma, mentre ricordo il suo nome benissimo, sì. Non ricordo in questo momento, non ricordo. Lo sai perché? Non sa il motivo? Non ricordo quale diciamo quale può essere il motivo per cui lei e io dobbiamo parlare di qualcosa. Ecco, dobbiamo sederci e non fare l'uno né la parte del topo né la parte No, per carità, era una battuta naturalmente. Sì, ma no. volevo dirle, caro signor Gianfelice, che insomma lei mi ha detto, io le ho chiesto, la sua posizione è sempre la stessa, no? Cioè non ci sono novità, e lei ha detto no, quindi mi può dire, ecco, più o meno, perché qui tra tante cose, sa, a volte me ne passano tante di persone, tanti casi e cose, quindi se mi può accennare un po' alla sua posizione attuale. Ecco, ma riferite a che cosa? Riferito a quello che, insomma, lei si ricorda il mio nome, ma si ricorda chi sono io? Cioè, non solo il nome, ma lei sa chi sono io e perché ci conosciamo? Non mi ricordo. Ma lei ha detto, sì. Sì, ma perché il nome non mi è nuovo. Il dottor Spinteri, certamente, certo che non è nuovo. Allora, quindi, si tratta di una cosa di salute? No. Si tratta. No, appunto, volevo scandagliarla un po' perché si tratta di una cosa, diciamo così, amministrativa. No. Economica, bancaria. A meno che non si tratti di una situazione con la SIAE, allora sì. Con la SIAE? Sì. Ecco, qui ci stiamo avvicinando. SIAE, Società Italiana Autori Editori. Esatto. Ecco, quindi lei è un autore. Sì, esatto. Chiaramente. Mi dica la verità. Lei è soddisfatto della SIAE? Ha sempre ricevuto quello che doveva ricevere oppure ha avuto qualche cosa da dire? No, l'unica cosa che è tuttora in sospeso con la SIAE è una questione relativa ad una mia vecchia composizione che io avevo ceduto ad una editore che non esiste più. Ecco, e allora che cosa è successo? È successo che io ho chiesto alla SIAE di liberarmela. Sì, mi sembra giusto, no? In modo che io potessi cederla ad un altro editore. Oppure usufruirne sui 24esimi lei. Esatto. Ora, cosa è successo in pratica? È successo che io ho fatto le mie indagini. La SIAE ha fatto le sue indagini. Questa società, questo editore non esiste più. E quindi com'è andata? E quindi è andata che la SIAE mi ha detto fino a quando io non ho uno scritto, ma dico se non esiste più, chi vuole non può scrivere più. Chi vuole che le faccia lo scritto? Chiaro, no? Se non esiste più. Ma a volte sì. Senta una cosa, ma mi può ricordare il titolo di questa sua composizione? No. Non se lo ricorda? Non me lo ricordo. Ma non si ricorda niente. No, non mi ricordo. Ma come, l'ha scritta lei? Sì. Testo e musica? No, solo musica. Solo musica, sì. Perché il testo è... Ma era un pezzettino diciamo così per ragazzi, non era niente di... Ma vede che se lo ricorda? Ma pian piano... pian piano, ecco, me lo può accennare? Non mi ricordo il titolo. Ma la musica... Pare che fosse... Pensi un po', mi pare che fosse Ciuffetto il titolo. Ciuffetto. Perché era una canzoncina allegra che io avevo dedicato a mia figlia. Ciuffetto, sì. Senta, mi pare, praticamente poi il motivo se lo ricorderà. No. Nemmeno il motivo? No, nemmeno il motivo. Ma io ne ho. Ma quanti ne ha fatte lei? Ma anche canzoni di successo ne ha scritte? No, roba di grosso successo, no. Sì, cioè? Ho scritto materiale di grosso successo nel settore didattico. Quindi roba che rende tramite i diritti di copertina più che Sì. E lei cassa molto ogni 6 mesi dalla SIAE? Ma no, sono piccole cifre. Piccole cifre, Adesso non le so dire, ma insomma siamo nell'ordine
qualche centinaia di migliaia di lire in un anno, insomma. Sì, in un anno, sì. Ma almeno si ripaga la tassa, no? Di iscrizione. Ma io ho anche la tassa gratuita perché sono cieco. Allora almeno quella è la risposta. Sì. Infatti c'è chi conviene scrivere canzoni. Sì, no, davvero, perché sono critiche relativamente alla SIAE, davvero. Sì? Sì, infatti lei, no? Sì. Lei è l'esempio lampante, giusto? Sì. Caro amico, lei, dottor Sfinteri, non le dice, già, le dice qualcosa il nome, però? Ciuffetto, c'hai di capelli almeno un etto. No. Sei proprio un angioletto, ti metto a letto e ti canto ciuffetto, così? No. Non è quella? No. Ah, però le hanno rubato il titolo, Questa la conosco, Ah, sì? La facevano lo zucchino d'oro. Probabile. Vero? È probabile che abbiano preso un altro titolo. I titoli si possono anche rifare, Sì. Non è plagio sui titoli, C'è tanti titoli uguali, vero? Sì, no. Questa ciuffetto. No, ma quello sarebbe il meno, insomma, cioè Sì. il titolo Ma è la musica. si cambia, è il fatto che insomma secca sempre Sì. lasciare magari le cose, anche se sono cose piccole, Sì. secca sempre lasciarle in giro così Senza depositarle, averne una proprietà, giusto? Sì, appunto. Sì. Comunque ora la sua bambina sarà grande. Immagini, ormai dovrebbe avere vediamo un po', dovrebbe avere 43-44 anni. Sa dove ce l'ha ora il ciuffetto? È medico, ormai è aiuto. È medico. È aiuto, quindi cosa vuole? Aiuto? Sì, aiuto che cosa? Aiuto qui medico, aiuto sì, bene. in una grossa clinica di Pavia. Una grossa clinica, Sì. accidenti, complimenti, Sì, è andata sì. a Pavia. Senta una cosa, comunque, ciuffetto, sei sceso un po' più in basso, adesso sei sul pubetto, ciuffetto mio. Prima eri in testa, ora sei sul pube mio, ciuffetto. Era così? No. Beh, insomma, io penso che, quando ha scritto ciuffetto ce l'avesse solo in testa, poi dopo il ciuffetto si è trasferito. No, il ciuffetto si intende di come era pettinata quando Appunto, di capelli, dicevo. Pensavo, lei è cieco dalla nascita? Com'è? È cieco dalla nascita, lei? Io sono cieco dalla nascita, poi Bravo. sono stato operato. Bravo, un cazzo. Ho riacquistato un 4 decimi di vista che avevo 17 anni e adesso li ho ripersi. Aia. Col passare degli anni, adesso ne ho 80, quindi è chiaro. Complimenti comunque, c'è solo un raffreddore, ecco. Cavolo, è grosso anche sì. Senta, comunque si ricordi, dottor Sfinteri, ecco, magari ne parli a sua figlia, perché, forse mi conosce, dottor Sfinteri. Sì? Si ricorda, no? Sì. Si ricorda. Senta, io a questo punto la saluto, perché poi non siamo arrivati a capo del fatto, se lei mi aveva chiamato, oppure se, non so per che cosa, comunque, io le faccio tanti auguri. Mi ha fatto una chiacchierata. Che chiacchierata fa sempre piacere, che ciuffetto si liberi e che lei la possa dare un'altra edizione e usufruirne per sua completa avere il proprietà. senso della proprietà. La proprietà, sì, perché la proprietà ce l'ha lo stesso, perché magari quanti 24esimi ha su ciuffetto? Non mi ricordo. Me lo chiede perché non mi ricordo. Ma insomma, le edizioni almeno la metà gliele portano via, che non servono a niente, A che serve l'edizione del un tempo serviva. Adesso serve per far guadagnare soldi agli editori. E basta, ciuffetto. Adesso sei sul suo pubetto. Arrivederci. No, Sfinteri sono io. Signor Gianfelice. Arrivederci. Auguri, arrivederci. Abbiamo trovato un autore iscritto alla SIAE, conosceva il dottor Sfinteri, ma ora te dimmi, ora io voglio dire, ma sapelle ste cose, Sfinteri, quello se lo ricordava, non si ricordava niente del resto, proprio niente. Sì, capita, può capitare.
Sì. Da ciuffetto, guarda che poi la canzone sta prendendo quota, la sua passa più, a me lui, ciuffetto, una volta eri sul mio capetto, adesso sei sul mio pubetto, ciuffetto. Pronto? Sì, buongiorno, il signor Giulio? Sì. Bene, sono il dottor Sfinteri, della Superculo EC, le mando le supposte che ha ordinato. Che cosa? Le supposte. Cosa sta dicendo? Le supposte, squish. Ma io non ho ordinato nessuna supposta, scusa. No, un momento, calma. Qui c'è un'ordinazione di un certo quantitativo di supposte che noi, insomma... fabbrichiamo, insomma, la nostra marca, sì, appunto, direttamente dalla fabbrica, supposte squish. Qual è lo scherzo? No, non è nessuno scherzo, guardi, così, supposta si può dire, no, non è mica una cosa scherzosa. No. No, perché non vorrei che lei prendesse la cosa per scherzo, noi lavoriamo. Vabbè, io non so niente di queste robe qui, e quindi... Ma come? Cioè, questa è la ditta seria, la ditta Super il culo EC. Il culo EC? Super il culo EC. Vado a dar via il culo lei. Sa, se lei prova a fare EC forse esce dal culo. Ciuffetto. Quante volte te l'ho detto, ciuffetto. Beh, ora c'è il ciuffetto, è un grande successo, no, bisogna chiamare qualcun altro. Sì, dai. Sì, perché la Super il culo e ci serve, no? Perché pum, si espelle la supposta e qualsiasi altra cosa sia entrata in loco. Pronto? Così stavo cantando. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. C'è il signor Maggiorino? Buongiorno, no. Maggiorino, non Maggiolino. No, Maggiolino, è in ufficio. È in Milano. ufficio. Sì. Lei è Io sono la moglie. La moglie. Sì. Allora vuol dire che ha telefonato il dottor Sfinteri, Sì? della ditta Super il culo EC, e che gli mando le supposte che lui ha ordinato. Una serie di 10 confezioni di supposte squish. Mio marito? Sì. E cosa servono queste cose? Sono, diciamo, non so se lei lo sa, non so se io posso dirlo per una questione di privacy, ma se è la moglie, è un coadiuvante, diciamo, di tipo sessuale. Veramente io non lo sapevo, ma a parte quello, è sicuro che... Non lo sapeva? Sì, certo. Poi Maggiorino non credo che ce ne siano moltissimi. In ogni caso, lui ha dato... Sì, il nome. Noi per telefono non parliamo mai di cognomi, per motivi, anche perché queste sono cose un po' delicate. Se qualcuno per caso dovesse ascoltare è meglio evitare, no? Quindi le dico il nome, nessun cognome. Però comunque lo sa. Cioè praticamente lui ha ordinato queste 10 confezioni, sono pubblicizzate su vari giornali di tipo un po' particolare, come lei può pensare. Facciamo una cosa, finiamo il discorso in fretta. Sì, in fretta. No, ma ce l'ho. Io pensavo appunto ma basta che glielo dica anche lei, non c'è bisogno di... Sì. Cioè, ha telefonato il dottor Sfinteri della Super il culo EC e le manda le supposte supposte squish, quelle che lui ha ordinato, poi vedrà, se ne accorgerà, signora, che effetti fanno, se ne accorgerà anche lei, soprattutto lei. Va bene? No, perché può darsi che negli ultimi tempi suo marito abbia avuto qualche defiance o qualcosa, insomma, penso e spero con lei, perché c'è con la moglie, non vorrei altre cose, non voglio fare azzardare ipotesi, per carità di Dio. Comunque gli arrivano, glielo dica a suo marito, supposte squish. Arrivederla, buongiorno. La Super il culo e ci... Sì. Yes, sir. Bene, siamo nella seconda parte del sondazio, io sono il G, tanto per presentarmi, vero? E voi siete là, sparpagliati in ogni dove, vi aspettate qualcosa da me, certo, io cercherò di farla sta cosa, a ruota libera questa volta, e vediamo se viene fuori roba buona, roba meno buona, io non lo so, è una cosa assolutamente imprevedibile, il sondazio è così, è bello proprio perché è così, come va, non va, se anche quando non va, sì, va, ecco, ho fatto un numero, guarda un negozio, sarà chiuso, no dai, sarà chiuso, dai, no, sarà chiuso, dai, no, il negozio sarà chiuso, ma a che ora chiude il negozio? Vabbè.
È un negozio di intimo. Peccato, perché lo so. Va bene, no, va bene così, non importa. Non importa, basta, niente intimo, andiamo senza mutande, per carità di Dio, ci mancherebbe anche, oddio mio, sì, ci fu un periodo in cui io andavo in giro senza mutande, sì, però poi ho detto no, anni fa, molti anni fa, mettevo pantaloni direttamente senza mutande. Ma poi, sinceramente, forse era meglio mettersene, sì. Poi, Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, io andavo in giro senza mutande, no? Un po' di anni fa, capito? Ora però ho deciso di rimettermene. Lei andava in giro senza mutande? Sì. Ma chi è lei? Una persona normale, però ho voluto fare la prova per... Ah, non penso che sia tanto normale se andava in giro senza mutande. No, ma però i pantaloni me li mettevo, senza mutande sotto, cioè senza mutande non si vedeva mica niente, sa? Ma con chi parlo, per favore? Però sa, era più facile al momento dello stupro, no? Sa, tirar fuori l'oggetto. Ma chi parlo? Sono il signor Stuprini. Stuprini? Sì, Stuprini. Ma guarda, è meglio che vada a farsi un giro. Ma lei è Maria? Lei è Maria? No. Sì, è Maria. No, non so con chi parlo. Ma non è Maria? Se è Maria glielo dico. È Maria? No. È una parente di Maria? No. Ma abita Maria lì? Io non so che Maria cerca, perché qui ce ne sono... Ma Maria è lei. Ce ne sono tantissime di Maria. Scusi, ma lei ha la voce a Maria, quindi non può essere... Io me ne intendo di voci, sono il signor Stuprini, sa? Ah, non lo so. Senta, non so che lei... Signora Maria, sento che lei è una bella meridionale, no? Che no, però so. sta al nord, perché lei non mi dirà di stare al sud, lei sta al nord, vero? E mi fa piacere perché io, sa, quando vedo qui dalle nostre parti del nord qualche meridionale, io subito, sa... E va senza mutande. Senza mutande, io vado senza mutande, così proprio, senza... No, non li vendono per strada mutande. Non le vendono? Sì. Non le vendono, al mercato non vendono mutande. Ma nei negozi sì. Ah, meno male allora. Senta, però, allora, certe volte mi metto mutande da donna. Sì, perché mi piace, mi fa effetto. È un frocio, via. No, mi piacciono le donne, però prendo una mutandina Se da metto donna. le mutande da donna non deve essere tanto normale lei. No, ma metto le mutande della donna con cui ho fatto l'amore. Ah, Prima ho capito. faccio l'amore, poi dico, cara, non rimettertele te, me le metto io. Se sentire, lei ha tanto tempo da perdere? Signora, lei che tipo di mutande usa? Io devo andare a lavorare e lo mando a fare in culo. Arrivederci. Signora Maria! Mi manda a fare in culo la Maria. Vabbè. Cosa c'entrano le mutande? Vabbè, parleremo di mutande in questa seconda parte, perché no? Voglio dire, insomma, credo che sia un argomento del tutto, come si può dire? Ecco, dopo Maria si va da Mario. Insomma, legittimo, sì, siamo stuprini. Mamma mia. Va bene, sì. No, io parlo delle cose che mi vengono a mente, perché giustamente ci vuole dialogo fra le persone. Certamente. Mutande, non mutande, si può parlare di tanti argomenti. Pronto, buongiorno. È la moglie di Mario? Sì? Sì! Signora? Mi sente? Lo sento, sì, dica. Mi fa piacere. Senta, non so se Mario sia in casa. Ma ha voglia di scherzare? No. Mi dica chi è? Vai, ho capito. Signora, mi dica lei piuttosto, Mario, dov'è? Al cimitero, ragazzi, è rimasta essa con questa voce, mamma mia, ragazzi, lasciamo stare, perché tanto si è capito, perché se voglio scherzare cerco Mario, vuol dire Mario non è più tra noi, sì, è tra quegli altri, quelli sono di più di noi, molti di più, infatti dice nel mondo dei più, sono più, all'inizio della storia dell'umanità erano meno, o forse erano già di più. C'era Adamo ed Eva, poi Caino ammazzò Abele e comunque erano 3-1, cioè Adamo, Eva e Caino erano vivi e Abele era morto, per cui insomma c'era più vivi che morti, poi piano piano c'è più morti che vivi. Pronto?
Pronto? Pronto, lo butti o non lo butti? Lo butti? Sì. Ecco, buttamelo. Sono qui, e che aspetto? Sono sotto la finestra, dai. Pronto? Lo butti? Ehi. Buttamelo. Sono qui. Sto aspettando, per favore. Cosa stai aspettando? Che me lo butti? Ma questo si chiama lo butti, scusa, ma io mi devo richiamare, abbi pazienza, ma che lo so io, ma la roba, io mi domando il Dio, titatam, ma guarda te, prima dice sì, e allora buttamelo, ma che lo so io, l'ho richiamato, ma, sono qui sotto la finestra che sto aspettando, se poi si mette a piovere, che fa? Guarda, non me lo vuoi buttare, non me lo vuoi buttare, incredibile, lo butti, dice sì, e allora buttamelo, no, ah mio Dio, lo vedete la gente com'è? Si promette le cose e poi non le fa, oh, via, vai, basta, per carità di Dio, prima l'avessi detto, no, non lo butto, allora vabbè, ma c'è sì, allora buttamelo. A volte io mi domando che ci facciamo al mondo e soprattutto che cosa ci fanno gli altri. Che io, se stare bene, se ci fosse un po' meno affollamento, magari tutti gli stronzi se ne andassero via, magari morissero. Cioè, meglio di no, perché magari qualcuno pensa che io debba far parte di quella congerie. Pronto? La baguette. Sì? La baguette. La baguette. La baguette. Con chi parlo, scusi? Je vous appelle de Paris. La sto chiamando da Parigi. Pronto? Scusi? Mademoiselle la baguette? Sì? Ah oui. Moi, vous parlez français? Non? Oui, ma vous cherchez Elise la baguette o Daniele la baguette? Daniele la baguette. Sono io. Ah, c'est vous? Oui. Je suis content. Vuol parlare un po' italiano. Volevo dire che io mi chiamo come voi. Mi chiamo la baguette. Ah, sì? Je m'appelle la baguette comme vous, come voi. Sì? J'ai fait des recherches, ho fatto delle ricerche, Ha fatto delle ricerche sul nome? sul nome, sì? e ho trovato che voi soli siete miei omonimi, sì? Io devo fare una cosa perché io non ho parenti, sì? né in Francia né da nessuna parte, però ho fatto questa ricerca, voi la baguette, questa è la pronuncia giusta, sì? siete gli unici miei eredi, perché io sono molto anziano. Sì. Dalla voce non si direbbe però. Grazie, molto gentile, questo mi fa molto piacere, però purtroppo sono anziano e ho 84 anni. Sì? 84, et je devo redigere un testamento e cercavo dei parenti, voi parenti, perché la baguette, c'est votre nom, sì? Votre prénom c'est Daniela, oui? Sì, ma il cognome comunque è il cognome di mio marito, Votre mari, alors, c'est la même chose, è la stessa cosa, madame. Vabbè. Non, je vous ai dit mademoiselle avant, madame, la vostra voce è molto giovanile. Grazie. Anche la mia. Volevo dire che, appunto, vostro marito, come si chiama di nome? Allora, mio marito si chiama Ezio. Ezio la baguette, torna tutto. Sì, io ho fatto fare ricerche da una compagnia di ricerche, no? Sì? De nome, prenome, e questo signor Ezio la baguette, sarebbe mio discendente un po' lontano, ma unico discendente. Allora, unico non potrebbe essere perché mio marito ha un fratello. Ah, allora io questo sinceramente non me l'avevano detto. E poi ci sono degli altri, la baguette ad Asti, oui? Che sarebbero i figli di un fratello di mio suocero.
Suo suocero sempre la baguette? Certo. Allora, vede, io ho fatto queste ricerche, ma la cosa si allarga, sono contento, sono molto contento. Senta, lei ha un'email, ha un modo per... oui, c'è l'email. Volevo dire che io sono persona, diciamo, molto ricca, come direste voi, ricca, je suis riche, ho fatto una fortuna, no? Io penso che non mi resta molto tempo da vivere per mia età e faccio questo testamento per voi, perché non altri parenti, e ho fatto grande fortuna qua in Francia con queste piantagioni che faccio nella Finistère. Voi conoscete la Finistère? C'est la partie a nord-ovest della Francia. Piantagioni di che cosa? Piantagioni di profilate che alors des condoms. Vous savez, è una terra molto adatta per questo, s'appelle Finistère, anticamente pensavano che lì finisse la terra, no? Perché Finistère. Alors, c'è questa piantagione dei condom e ho fatto un grande insomma, successo in Francia, molti soldi, adesso sono euro, e allora io lascio tutto a voi quando sarà il momento, però a me piacerebbe incontrare i miei parenti, io voglio venire in Italia, possibile? Allora, posso avere il suo nome e il suo indirizzo? Oui. Alors, Pierre sì? Labaguère. Je m'appelle Pierre. Scusate, state zitti per favore. Oui. Scusi, Vous avez une belle famille, hein? Allora, l'indirizzo? Alors, 45 Rue de Rivoli, Paris. Sì. Alors, je vous laisse ma email. Alors, Sì. Labaguère. Sì, la Baguère. Poi? Come? Come chiamate quella chiocciolina voi? La chiocciolina. Chiocciolina. Bidaboom. Come? Bidaboom. Bidaboom. Tutto attaccato. Bidaboom. Boom con la finale M come Milano? Come Milano, brava, Milano. Allora, punto FR. Punto? FR. Scusi, non capisco. Punto? FR come France, FR. FR. Oui, perché voi avete le punto it, sì, noi abbiamo it, esatto. FR. Ma lei, volevo solo sapere, lei sa l'origine vera del vostro cognome? Labaguère, alors, oui, io so qualcosa. Voi sapete? Ma io so che l'origine non è proprio francese. Francese, infatti, se voi state in Italia, probabilmente la baguette, on m'a dit che la Belgique, il Belgio, no? Il Belgio, tutta questa parte d'Europa, il y a della baguette. Sì. La baguette, questo ramo della baguette ha una propagine in Italia. Sì. La baguette come significato? Come si dica? La baguette come significato? Vous connaissez la baguette, no? La baguette, certo. C'est du pain qu'on mange en France. La baguette, oui. Alors, la baguette è, come dire, una signora che fa le baguette. Può darsi, io non lo so. Sì, anticamente io non so bene come, però la baguette, voi sapete qualche altro? No, che l'origine non è proprio francese, ma è basca. Basca,
ça se peut, très bien. Può darsi, oui. Ah, sì, può darsi. Allora, ascolti. Non, pas de ma part, non da parte mia. Je suis parisien de plusieurs générations, mais il y a que questo ramo in Italia. Alors, je veux... E ha detto, scusi, che ha fatto fortuna con le piantagioni? Piantagioni dei condom. Condom, a me risulta che voglia dire una cosa che non so cosa possa c'entrare con le piantagioni. Ah, oui. Quando io prendo e mi metto il condom, te lo pianto nella passera, e allora questo è piantagione, capisci? Mi è andata via! Cosa volevi? Cosa volevi? I sordini francesi, la baguette, ti sarebbe piaciuto, eh? Che poi probabilmente non vuole nemmeno dire quella che fa le baguette, ma non importa, ma guarda, appena lei sapeva cos'era il condom, capito? Il preservativo, Va bene, la signora anzi è a posto. Ehi, non fammi sto fischio, vai via, dai, per piacere. Se vuoi fare qualcosa fammi l'applauso, sai, fai il fischio. Va bene, andiamo da qualcun altro? Sì, vai, andiamo. Sa perché? Sì. No, del resto, io credo che, no? Penso proprio di sì. Secondo voi? Forse. Poverina, pensa che cosa ti ho detto là? Email bidaboom.fr. Che è Bidaboom? È bellino Bidaboom, guarda che è carino Bidaboom, magari esiste davvero. Sì. Pronto, signora Forfora? Forfori? Sì. Forfori? Sì. Senta signora, per favore, siccome sto girando un film sotto casa sua, ecco, potrebbe venire un pochino a scuotere il capo perché devo fare una scena dove c'è la neve? Guardi, signora Forfora, per favore, guardi, ho bisogno abbiamo finito la neve artificiale, potrebbe venire a scuotere il capo dalla finestra e devo fare questa scena con la neve? Signora? Venga a scuotere il capo, signora Forfora, per piacere, ho bisogno di neve, qui un cisenae, Va bene, l'aspetto alla finestra, signora? Sì, va bene, venga alla finestra, l'aspetto. Me lo scotti il capo parecchio, Oh, dai, se rivediamo la neve, dai, si gira! Il sondazzo, ma lo trovi anche su reteg.net e ci trovi sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il